Cui queste operazioni avverranno, la banda suonerà alcuni pezzi musicali. Quando poi tutto sarà pronto e l'urna potrà essere collocata dentro la chiesa, inizierà la parte religiosa dentro la chiesa stessa, con una veglia, con un momento di preghiera precedente la messa.
saluto in questo momento ai miei confratelli, alle autorità e a tutti voi che siete venuti per ricevere Don Guanella. Chiedetelo a tutte le persone che hanno dovuto portare l'urna se pesava o no. Però il corpo di Don Guanella non è pesante, perché è un corpo che durante la sua vita ha sempre corso per tutta l'Italia, per tutto il mondo. E io vi lascio questo corpo, del quale ero custode a Como, nel santuario, come rettore del santuario, ve lo lascio per questa settimana perché lo veneriate. Ricordatevi che è il corpo di un santo, quindi è un corpo offerto e sofferto, offerto a tutti, soprattutto ai poveri e oggi a voi, e perché lo sappiate è un corpo anche sofferto, perché Don Guanella ha sofferto molto in nome della sua vocazione, ha sofferto molto le sue malattie, ha sofferto molto per fondare la sua congregazione. Veneratelo questo corpo, perché dove c'è il corpo di un santo c'è una benedizione speciale da parte di Dio. Quindi tutti i momenti che siete davanti a Lui chiedete, perché qui c'è un pezzetto di paradiso in questa settimana. Quando c'è un santo, quando c'è il corpo di un santo, c'è un pezzetto di cielo. Tenetelo da conto e soprattutto pregatelo molto. Ricordatevi che Don Guanella voleva bene ai bambini, alle famiglie, ma soprattutto ai poveri, agli anziani, ai disabili, che voi sapete che sono i suoi preferiti. Quindi vi porto il saluto anche del superiore provinciale, Don Remigio Brandi, che doveva essere qui, lui al mio posto, e il saluto è perché la congregazione intera è qui in questo momento con voi. Pregatelo Don Luigi, invocatelo, sentirete la sua protezione. Sentirete soprattutto che ci vuole tanto bene. Buona settimana a tutti di partecipazione a questa grande festa della presenza di Don Guanella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Accogliere Don Luigi Guanella tra noi e accogliere nel cuore la testimonianza della sua santità, il suo invito ad essere santi, che vuol dire semplicemente camminare ogni giorno passo passo con il Signore. Dio carità, grande nella provvidenza.
Per il grande dono della santità di Don Luigi Guanella, ringraziamo il Padre e insieme acclamiamo e rendiamo grazie al Signore. Signore, fin dalla fanciullezza hai chiamato Don Luigi Guanella ad essere tuo amico. Questa amicizia è cresciuta in lui fino ad accogliere il dono della santità. Per questo ti ringraziamo e ti acclamiamo. Signore, tu chiami anche tutti noi ad essere tuoi amici, ad essere cristiani autentici, in una parola, a diventare santi. Per questo ti ringraziamo e ti acclamiamo. Signore, hai chiamato Don Luigi Guanella a farsi santo, nell'esercizio della carità, della solidarietà, dell'amore verso i più bisognosi. Per questo ti ringraziamo e ti acclamiamo. Signore, tu metti accanto a noi tanti fratelli, perché ti amiamo con tutto il cuore e secondo la nostra vocazione. Per questo ti ringraziamo e ti acclamiamo. Preghiamo. Nel mondo il regno dell'amore che il tuo figlio è venuto a instaurare con la sua morte e la sua risurrezione. Egli vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave glorioso la nascita di Gesù. Padre